Buongiorno squadra, oggi prendiamo il sentiero 719 per raggiungere il bivacco Brollo, dove spero di riuscire a dormirci questa notte. Dicono che è una salita abbastanza impegnativa, circa 1000 metri di dislivello e non molla mai, quindi adesso via, si parte. Aspetta. Allora, è importante capire come mai il bivacco ha questo nome. Allora, il bivacco Brollo, che ormai ha 30 anni, prossimo anno è 30 anni che è stato posizionato in quella località, Monteruschie, è dedicato a Dino Brollo. Dino Brollo era originario di Osoppo, Sì? ed è caduto in un seracco in Svizzera mentre faceva sci alpinismo. Pare per lasciare passare delle altre persone si sia spostato ed è precipitato, insomma, ecco, questa è la... E quindi gli amici... Gli amici, il figlio, la famiglia, gli amici di Gemona, eccetera, gli hanno dedicato il bivacco che, insomma, curiamo noi perché su questo nostro sentiero, ecco. Grazie mille. Una volta raggiunta Valle di Musi parcheggiamo in prossimità dell'agriturismo L'Allegra. Da qui le indicazioni sono chiare ed è impossibile sbagliare. Stressing in the morning, I gotta keep up with life. Got no regrets, I count my blessings, but I'm still getting no sleep at night. Getting out of the house, I heard an eagle in the top of a tree. I had to listen, I got a feeling it was saying something to me. Allora, lungo il percorso abbiamo beccato due persone veramente brave che fanno parte del CAI di Tarcento e che sono arrivate fino su al bivacco. E cosa avete fatto sul bivacco? Abbiamo cercato di sistemare la porta che non si chiudeva, quindi abbiamo smontato la perlina. Se voi vi domandate sempre che faccia hanno quelli che mettono a posto, tengono puliti i sentieri, bene, hanno queste facce qua. Come le vostre. Esatto, Esattamente come... solamente che loro vengono su con le cesoie, all'incontrario di noi. Sì, noi non possiamo far altro che ringraziarvi perché fate un lavoro enorme, ma soprattutto cosa state cercando? Volontari. Stiamo cercando volontari, soci CAI, oppure li associamo comunque, che ci diano una mano, perché se i sentieri sono ancora parzialmente ben tenuti è merito dei volontari, altrimenti ormai ci saranno sempre più sentieri che verranno dismessi. Quindi se la vostra passione è la montagna, dedicate un po' di tempo anche a curarla. Benissimo, bravi, complimenti, speriamo che questo messaggio venga raccolto. Io la prossima volta vengo su con le cesoie, allora. Bravissimo, d'accordo? bravissimo. Perché non dico che uno debba fare tantissimo, no? Ma anche piccole cose. Se tutti fanno Qualcosina, qualcosina, facciamo insieme grandi cose. Esatto. Grazie ancora, grazie mille. Sulla carta dicono che tira su ed effettivamente tira su. È vero che io non sono molto allenato, sono 2 settimane che non vengo su in montagna e anche in queste 2 settimane a casa non è che abbia fatto grandi cose, però effettivamente il sentiero è bello tosto. A complicare il tutto sono state le piogge dei giorni precedenti che hanno reso il terreno abbastanza scivoloso e quindi bisogna prestare molta attenzione. Ogni tanto viene fuori il sole, che è un bene e un male, perché devo dire la verità che neanche in agosto stavo sudando così tanto. Adesso dovremmo avere ancora circa una mezz'oretta di strada per raggiungere il bivacco e dopo siamo praticamente arrivati. Allora, il bivacco dovrebbe essere qua sopra, credo. Adesso l'ultimo sforzo e siamo arrivati. Però devo dire che è impegnativa. È vero che ho anche lo zaino carico a palla, però fatica, veramente fatica. Bivacco raggiunto. Non si vede niente. Ciao. Guarda che ti faccio sorridere. Hai trovato mi sono accorto, ho visto a più di ciao. Dai, tu che facevi? Eccola. Grazie mille. Allora, il lusso
di arrivare in bivacco e avere una persona gentile che ti prepara il tè caldo, cioè ragazzi, fuori di testa. Il bivacco di Nobrollo, situato a quota 1676 metri, ci regala un panorama incredibile. Raggiungerlo però non è propriamente una gita semplice. L'ambiente è molto selvaggio e il sentiero è consigliato agli escursionisti esperti. Impervio richiede una buona preparazione fisica e se percorso nelle condizioni sfavorevoli come neve, pioggia o fogliame, va affrontato con enorme cautela. Allora, la cima non la raggiungeremo. Come vedete, il tratto è attrezzato e c'è un passaggio che Marta non riesce a fare. Siamo arrivati fino a dove si poteva in totale sicurezza, quindi è inutile cercare guai. Adesso facciamo marcia indietro, si ritorna al bivacco, mangiamo qualcosina. È andata insomma. Allora, notte in bivacco, abbiamo incontrato Giuseppe. Ciao. Che poi tra l'altro è una roba figa perché io faccio il cuoco e tu invece cos'è che fai? Io insegno sala e vendita. Anche lui ha anche un canale YouTube che si chiama Up and Down, il canale, l'estensione Up and Down Montagna. D'accordo, che poi vi metterò il link in descrizione così andate a vederlo. E io sono stato impresentabile perché sono arrivato con una bottiglia di vino rosso e basta, e le barrette energetiche, e invece questo signore qua ha portato il ben di Dio. Cosa stai preparando? È un misto, non è una ricetta, quindi ho messo pancetta, mo sto mettendo i funghi, poi ci metto gli spezzi a scaldare e poi un po' di panna. Una roba leggera. Scusa, ma una domanda, ma se eri solo, ti mangiavi 500 grammi di spezzol da solo? No, li cucinavo comunque, forse domani a colazione. Ma di... forse domani a colazione. But she broke wide open like a bird spread with a deep ocean made of love and pain. She was really living, yeah, man, all the way with a deep emotion made of love and pain. Bene, allora tour bivacco Brollo, 6 posti letto, abbiamo 2 qua, 1, 2 e 1 e 2, e poi c'è la possibilità di alzare il tavolo e di far dormire altre 2 persone sul pavimento. Abbiamo una bellissima stufa legna che dicono funzioni veramente molto bene. Abbiamo la sega per poter fare un po' di legna. Ripulito tutto quanto, pronti per la partenza, bivacco riordinato. Devo fare attenzione un pochino perché è duro la chiusura. Ok, ci siamo riusciti. Mi raccomando, lasciare sempre in ordine, meglio di come si è trovati, e ci vediamo alla prossima. Bene, allora, bivacco Brollo fatto, poteva andare peggio. In verità si è anche un po' aperto, siamo riusciti a vedere un po' di panorama. Adesso ritorniamo alla macchina. Noi come sempre lasciamo il sassolino del sorriso, chi lo trova lo porta su un'altra vetta. I Musi ci hanno regalato grandi emozioni. Se cercate un ambiente impervio, duro, ruvido, allora questo è il posto perfetto. La simpatia di Giuseppe, il calore di Marta, i giochi di nuvole e questo meraviglioso panorama che, prendendoci in giro, appariva e scompariva continuamente, ha reso questi 2 giorni indimenticabili. Il sentiero non regala nulla, ma una volta raggiunta la vetta vi renderete conto di trovarvi in un posto unico.
Allora, lungo il percorso incontriamo personaggi inquietanti perché il signore ha appena fatto fuori la moglie con cosa? Con l'accetta. E adesso cosa va a fare? A nascondere gli attrezzi. Esatto. Poi Per seppellirla. Poi dopo. Prima nascondo il. Fantastico, fantastico. No, in verità cosa vai a fare su? Cominciamo a portare gli attrezzi perché attrezzeremo una palestrina di arrampicata. Questa parete che è esattamente qua sopra, che in questo momento è impraticabile. Quindi vi portate avanti, intanto Sì. portate sull'attrezzatura. Oggi ho deciso di portare sull'attrezzatura, poi verremo più avanti a lavorare. Fantastico, buon lavoro. Troviamo la moglie giù in baita. Sì. È viva? È viva. Ok. Grazie ancora. La giornata non poteva che concludersi con un buon bicchiere di vino e un piattino veramente stuzzicante. A Giuseppe abbiamo regalato un sassolino che sicuramente troverete in una nuova avventura nel suo canale. Ora, come sempre, dati tecnici del percorso, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima.